Campolongo, un paesino di meno di 1000 abitanti in Comelico, frazione della Santo Stefano di Cadore, macchiata da quell'evento tragico di qualche settimana fa, è stato il punto più colpito dalla tempesta che ieri, martedì 18 luglio, ha impressionato il Veneto per la violenza del vento nello sradicare gli alberi improvvisamente, quasi fossero fili d'erba. L'evento atmosferico ha avuto il suo epicentro di intensità sulla sponda sinistra del torrente Frison, che incontra il Piave all'altezza del ponte sulla SP 465. Gli abeti a terra sono migliaia, con ampie chiazze nella foresta che ricordano gli effetti della tempesta Vaia. Alcuni sono rotolati lungo i pendii, travolgendone altri, schiacciando la vegetazione e arrivando quindi fino a valle. Ironicamente, come fa notare un residente, gli unici rimasti in piedi sono quelli col bostrico. Soltanto nei pressi del campeggio i tronchi caduti sono arrivati a schiacciare delle auto parcheggiate. Il bel panorama idilliaco di cui si poteva godere dai terrazzini delle palazzine del paese è sicuramente stato compromesso e ci vorranno delle decadi affinché torni lo stesso. Il vento ha messo dura prova i tetti in lamiera degli edifici di Campolongo, alcuni risalenti a prima della metà del Novecento. Una casa laterale alla provinciale è stata completamente scoperchiata, con il risultato che oggi la mansarda all'ultimo piano è priva di qualsiasi copertura. Si percepisce un certo sconforto tra i residenti spostandosi per le contrade del paesino, ma mai rassegnazione. I comegliani, si sa, sono gente orgogliosa, abituati ad avere a che fare con i fenomeni naturali. Non a caso questa valle è sempre stata isolata, fino all'apertura della galleria che ha aperto le porte anche al turismo. In questa lunga giornata e parzialmente anche ieri sera, con oltre 80 interventi richiesti subito soltanto in questa zona, centinaia di alberi sono stati messi in sicurezza, tagliati e portati via dai vigili del fuoco, assieme alla protezione civile e agli stessi residenti. La strada sul lungo Piave che porta al campeggio, isolato dopo la tempesta, è stata particolarmente impegnativa da liberare. C'è chi ha trovato danneggiata anche la propria auto, chi teme che un altro evento come questo possa davvero essere catastrofico per la propria abitazione e chi ancora, residente altrove, non ha ancora potuto raggiungere la propria casa per verificare eventuali danni. Intanto l'allerta meteo continua a non dare buone notizie e in Cadore ci si augura che il maltempo si distenda. Meglio qualche giornata in meno di sole che intensi fenomeni come questo.